Non c'è stata nessuna delegittimazione, il percorso che noi abbiamo fatto in questi 5 anni e che concluderemo con la maggioranza è dato dalla coalizione che è stata voluta dagli elettori, ma non è detto che non si debba cambiare. Quando è emerso il nome di un possibile candidato sindaco alternativo che è Attilio Vuga, semplicemente è stato espresso quello che la maggior parte delle persone pensano, l'autorevolezza di cui la città ha bisogno. Questa è la replica di Roberto Novelli a Elia Miani rispetto alla spaccatura nel centrodestra per le comunali di Cividale del Friuli. Il consigliere regionale leghista questo venerdì nel corso di Friuli in diretta ha chiamato in causa il collega forzista e il suo partito in merito alla delegittimazione della sindaca Daniela Bernardi eletta nel 2020 con il supporto di tutto il centrodestra. Sindaca che ha confermato comunque la ricandidatura con al fianco la Lega, mentre Forza Italia, con Fratelli d'Italia e Noi Moderati, è pronta a sostenere la candidatura del già sindaco Attilio Vuga. Il candidato sindaco Attilio Vuga è sostenuto certamente da Forza Cividale con i civici per Cividale, ma anche da Fratelli d'Italia e anche da Noi Moderati. Quindi mi pare che rimanga fuori solo la Lega, che sta masticando amaro. Rispetto a un suo interesse a essere candidato sindaco, richiamato sempre da Miani? Non si devono dire le bugie, il candidato sindaco per me è sempre stato, da quando è emerso il nome di Attilio Vuga, Attilio Vuga. Credo che una campagna elettorale non vada anche nella direzione di mistificare e di dire cose non vere, perciò consiglio in particolare al consigliere Miani di essere un po' più attento quando dice delle cose che non corrispondono al vero.